Salve, mi chiamo Maurizio Congiu e insegno filosofia nel liceo scientifico Mariano IV di Oristano. In questa seconda puntata parleremo dei rapporti che Gramsci ha intrattenuto con la scienza, la sua visione particolare della scienza. In particolare ci occuperemo appunto della critica alla visione positivistica della scienza. Scrive Gramsci: contro questa infatuazione, i cui pericoli sono evidenti, cioè la superstiziosa fede astratta nella forza taumaturgica dell'uomo, paradossalmente porta ad isterilire le basi stesse di questa forza e a distruggere ogni amore al lavoro concreto e necessario per fantasticare, come se si fosse fumato una nuova specie di oppio. Bisogna combattere con vari mezzi, dei quali il più importante dovrebbe essere una miglior conoscenza delle nozioni scientifiche essenziali, divulgando la scienza per opera di scienziati e di studiosi seri e non più di giornalisti onnisapienti e di autodidatti presuntuosi. Chiaramente Gramsci non vuol mettere in discussione il ruolo che la scienza e la tecnologia hanno svolto sin dalla fondazione della scienza moderna, da Galileo in poi praticamente, perché chiaramente hanno significato un progresso. Certo, il problema nasce dal fatto che nella visione positivistica della scienza questo progresso è ininterrotto, è lineare, non conosce contraddizioni, non conosce cadute e sembra dare un senso di onnipotenza, negando invece quelli che sono i problemi che nascono dalla stessa applicazione tecnologica delle scoperte scientifiche, quando ci sono naturalmente. Penso in particolare allo sviluppo industriale, non solo dalla prima rivoluzione industriale, dove l'impatto della scienza è ancora poco evidente, però certamente dal XIX secolo in poi e soprattutto nel secolo scorso e nel nostro questo impatto è diventato sempre più massiccio. Oggi la scienza permea qualunque attività umana, anche quelle più semplici, anche parlare al cellulare comporta tutta una serie non solo di applicazioni tecnologiche, ma proprio di conoscenze scientifiche di cui spesso noi non ci rendiamo conto. E allora il problema diventa quello di non mitizzare la scienza, di non affidarci ciecamente alla scienza, perché la scienza, ripeto, può avere un ruolo molto importante e positivo, ma può anche averne uno negativo, ha sempre un duplice aspetto e noi dobbiamo essere in grado di valutare sempre le conseguenze che determinate ricerche scientifiche possono avere all'interno della società e potrebbero essere anche particolarmente negative. Penso per esempio allo sviluppo dell'energia nucleare, che certamente ha una base scientifica molto solida. La fisica del Novecento è segnata dalle ricerche che poi porteranno appunto sia attraverso la relatività che la meccanica quantistica allo sviluppo purtroppo anche dell'energia nucleare nel senso del suo utilizzo militare, quindi certamente non per migliorare la società umana ma per distruggerla praticamente. Einstein diceva che se fosse scoppiata una terza guerra mondiale probabilmente l'umanità si sarebbe estinta, perché una guerra mondiale combattuta con armi nucleari rispetto alle due precedenti comportava proprio la distruzione dell'intera specie umana e quindi una cosa assolutamente da evitare. Evitarlo come? Beh, Gramsci lo dice chiaramente. Chiaramente c'è un aspetto politico che non va sottolineato. Quando Gramsci dice che le nozioni scientifiche essenziali vanno divulgate per opera di scienziati e di studiosi seri e non più, a quei tempi si usava così, evidentemente di giornalisti onnisapienti e di autodidatti presuntuosi, e dice una cosa molto importante, e cioè ci sta dicendo
che sono gli stessi scienziati a doversi far carico, in un certo senso, di rendere accessibili le loro ricerche ad un pubblico più vasto che deve essere informato e che può decidere consapevolmente in che direzione andare, perché la scienza non può andare per conto suo, è un'attività sociale e quindi deve essere controllata politicamente soltanto se ha le conoscenze necessarie per poter dare un giudizio di merito, che non può essere un giudizio tecnico, ovviamente, ma che comunque deve orientare consapevolmente anche la ricerca scientifica. E lo vediamo anche ai giorni nostri, le campagne Novax a proposito appunto del problema delle vaccinazioni spesso si fondano proprio o sull'ignoranza vera e propria del problema o sul travisamento del problema oppure sul prendere in considerazione alcuni casi particolari che però non possono essere assunti come criterio di decisione per ragionare appunto sul problema dei vaccini, che ovviamente nel corso della storia, da quando sono stati inventati, hanno sicuramente prodotto un miglioramento della vita sociale e della salute pubblica. Quindi dobbiamo sempre ragionare essendo informati. E questa informazione non può che venire dagli stessi scienziati, almeno questo è ciò che pensava Gramsci. E ovviamente è anche un invito a noi a tenerci informati, ad essere informati, ripeto, non necessariamente dal punto di vista tecnico, ma informati comunque sugli sviluppi della scienza, perché la scienza riguarda tutti. Grazie.